Cambiamo argomento. Treviso, Venezia e Belluno presentano Piave TVB, l'iniziativa per lo sviluppo del territorio. Margherita Boaretto. Tutti per uno, uno per tutti. La famosa frase dei moschettieri sembra riassumere alla perfezione l'iniziativa Piave TVB. Ma gli spadaccini non sono 4, bensì 3: Treviso, Venezia e Belluno. Le 3 province hanno infatti dato vita ad un asse istituzionale per lo sviluppo del territorio. 3 province legate da un corso d'acqua, il Piave, che per l'occasione diventa anche il logo dell'iniziativa, accompagnato da un TVB, che oltre ad essere l'acronimo delle 3, diventa anche una dichiarazione d'affetto da leggersi come un ti voglio bene. Sul tavolo la programmazione, la realizzazione di economie di scala e la promozione del territorio. Mare, montagne e pianura unite per la realizzazione di azioni riguardanti turismo, ambiente e viabilità. Eccellenze vacanziere, produttrici DOC di prelibatezze enogastronomiche e da oggi pronte a condividere le scelte sugli interventi di viabilità. Secondo il protocollo d'intesa, ognuna delle 3 realtà venete parteciperà allo sviluppo territoriale pur mantenendo inalterate le proprie caratteristiche e tipicità, unite dall'amore per la terra che scorre tra loro, proprio come recita il logo. Questo progetto nasce dall'asse del Piave. Abbiamo voluto creare con l'unione delle 3 province, Belluno, Treviso e Venezia, un'importante comunicazione per valorizzare questo fiume, ma soprattutto 3 territori che vogliono lavorare insieme, promuovere insieme questo importante fiume nazionale che ricorda la storia, che ricorda tanti valori. Ricordiamo i zatterieri che partivano da Belluno per arrivare nella Repubblica Serenissima, confermate a Nervesa della Battaglia, dove c'erano dei piccoli porti dove potevano soggiornare o alimentarsi, Falsè di Piave, ma questo nasce anche in considerazione. Oggi presenteremo il nuovo brand TVB, Ti voglio bene, che sta anche per al Piave, questo ovviamente che sta anche per Treviso, Venezia e Belluno, con un progetto che riguarda la promozione dei nostri prodotti tipici, che riguarda il turismo. Mi viene in mente il turismo fluviale che possiamo creare sul Piave, ma soprattutto anche un altro aspetto che vogliamo valorizzare è che il Piave alimenta tutto il sistema idrico del Veneto stesso, per cui un progetto che si concretizza con iniziative per i prodotti tipici di ogni singola provincia messi insieme per fare maggior massa critica, per promuovere questo grande valore idrico che abbiamo nel nostro Veneto, insieme a queste 3 province. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per far crescere tutti e 3 i territori delle 3 province. Ne avremo solo beneficio e lo stanno dimostrando i fatti con le iniziative che sono già state messe in campo recentemente da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della promozione dei prodotti, della promozione del territorio, ma anche dal punto di vista istituzionale. Stiamo lavorando insieme e si possono ottenere dei grandi risultati che fanno crescere tutti. Il Piave è nato come via di comunicazione, quindi che univa queste terre, come via di conoscenza, perché venivano anche trasportati i prodotti tipici delle nostre terre, e poi anche come ambiente. Quindi attraverso questa unione tra Venezia, Treviso e Belluno noi abbiamo l'opportunità di fare sinergia e quindi di essere una grande forza per affrontare dei grandi temi quali appunto viabilità, ambiente, turismo e anche promozione dei prodotti che caratterizzano la nostra terra.